Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Ultimo appuntamento al Santuario del Pilastrello a Lendinara, con il viaggio tra le chiese del Polesine, organizzato dall'associazione Flumina, con il contributo degli assessorati al turismo e all'agricoltura della provincia di Rovigo. Oggi siamo stati a visitare il Santuario della Madonna del Pilastrello di Lendinara con un gruppo di turisti nell'ambito di un'iniziativa promossa dalla provincia di Rovigo in cui si sono visitate alcune importanti chiese del Polesine, c'è stata la visita guidata e poi uno spuntino con prodotti tipici del Polesine. L'idea è stata in particolare della Presidente della nostra associazione, che ha pensato di chiedere il contributo anche della provincia per questa iniziativa. Il santuario è un vero e proprio scrigno di opere d'arte, con dipinti del Tintoretto e del Veronese, legato alla venerazione per una piccola scultura in legno d'ulivo raffigurante la Vergine, che era collocata sulla nicchia di una casa, e a seguito di alcuni eventi miracolosi fu deciso di costruire un santuario per custodirla. La prima pietra fu posta nel 1577 e si narra che durante i lavori i muratori videro l'acqua di una fonte tramutarsi in sangue. Per questo, accanto alla chiesa, fu edificata la cappella del bagno, nella quale è stata collocata una grande vasca in marmo di Carrara, collegata alla sorgente miracolosa. Dopo la visita, i partecipanti si sono fermati al Caffè Grande per una merenda con la puazza, dolce tipico a base di mandorle, dedicato alla figura marmorea che decora il palazzo pretorio di Lendinara e che la tradizione locale identifica in un'opera di origine orientale raffigurante la dea Iside.